Allora Carlotta, il Trento ha vinto 2-0, sicuramente superiore rispetto al Vittorio Veneto che dovrà crescere anche con queste sconfitte. Sì, allora sicuramente si vede che è una squadra che gioca insieme da tanto, a differenza nostra, e questo si è visto anche, secondo me, parlo per la difesa, insomma, che mancano 1-2 oggi elementi fondamentali e quindi nel primo tempo siamo stati un po' più larghe, abbiamo lasciato più spazi, mentre nel secondo che abbiamo imparato meglio abbiamo trovato degli spazi, infatti occasioni ce ne sono state molto meno da parte del Trento. Dobbiamo imparare a concretizzare sicuramente di più perché non si possono sprecare 5-10 occasioni a partita, perché non sempre ne capitano e questo vuol dire vincere o perdere le partite. Ecco, come hai detto, sicuramente meglio nel secondo tempo. Cosa salvi magari di oggi comunque? No, sicuramente salvo il fatto che abbiamo continuato a correre fino alla fine, anche se siamo nettamente inferiori a livello fisico. E posso salvare anche magari un cambio da parte del mister di squadra, che secondo me era già giusto farlo nel primo tempo, perché il secondo modulo con un po' più difensivo era corretto con squadre che sono così aggressive. E a parte qualche errore, la difesa secondo me non ha giocato male nel complesso. E appunto sì, questo. Allora Sofia, stai riprendendo dopo il lungo infortunio a ritrovare anche il campo, le tue sensazioni? Beh, mi sono piano piano con le varie partite, mi sto ambientando anch'io, sto recuperando. E più andiamo avanti con le partite, più mi sento a mio agio in campo. Vieni dal campionato primavera nazionale anche tu e quindi le tue compagne le conosci già, c'è solo da fare minutaggio. Sì, la squadra alla fine è un po' quella dell'anno scorso con delle aggiunte che c'erano già in prima squadra e ci conosciamo tutte e adesso stiamo facendo squadra. Per quanto riguarda la partita di oggi, sei entrata nel secondo tempo con un cambio di modulo, hai trovato il tuo spazio. Come ti è sembrato il secondo tempo rispetto magari al primo che hai visto dalla panchina? Beh, loro erano brave, correvano tanto e in mezzo al campo non era facile stare dietro a tutte. E forse col cambio di modulo siamo riuscite a coprire più spazi nel campo. Allora Karin, analizzando un po' la partita rispetto a quella precedente col Venezia, magari è mancato qualcosa caratterialmente sul campo per magari provare a fare qualcosa in più. Sì, oggi diciamo che è stata una partita abbastanza tosta, anche perché loro sono una squadra diciamo abbastanza unite, sono anni che giocano assieme, quindi è una squadra forte che punta a vincere il campionato. Ma l'atteggiamento di oggi è stato un attimino eravamo un po' spente, molto probabilmente perché non eravamo concentrate sin dal riscaldamento. Oggi è stata una partita da un punto di vista, cioè, istruttiva, nel senso che comunque loro sono forti, sono ben organizzate. Abbiamo cercato di non prendere tanti gol e niente, adesso penseremo alla prossima partita e cercheremo di fare meglio. Meglio comunque secondo me nel secondo tempo quando il mister ha cambiato qualcosina e magari la squadra era un po' meno sbilanciata in avanti. Sì, siamo partite il secondo tempo, se non sbaglio, col 4-5-1 e quindi eravamo un attimino più in fase di difensiva che offensiva e a un certo punto il mister mi ha anche arretrato in difesa per anche un po' un attimino cercare di non prendere più imbucate e quindi abbiamo deciso di, diciamo, difendere anziché attaccare tutto il secondo tempo alla fine. Dicevi della prossima partita c'è l'Unterland Amen in un campo ostico perché è piccolo, perché è corto, sarà impegnativa, magari pioverà come oggi, come la vede? Ma con l'Unterland è sempre stato nel corso degli anni una partita abbastanza tosta, anche perché loro sono molto fisiche. Non so se sono la stessa squadra di un paio di anni fa, ma noi andremo lì con l'obiettivo di fare i 3 punti e portare a casa il risultato. Mister, 2-0 contro il Trento oggi, una sconfitta
che farà parte del bagaglio del Vittorio Veneto per far crescere questa squadra. Sì, abbiamo perso 2-0, oggi abbiamo perso contro una signora squadra nettamente più forte di noi, ha dimostrato di essere più forte in ogni reparto, che gioca a pallone, non butta mai via la palla, è molto piacevole da vedere, tatticamente ben messa in campo. Faccio i complimenti al Trento e al mister del Trento, perché questa è una squadra che si toglierà delle belle soddisfazioni. Non che il Vittorio non giochi a pallone, anzi, perché anche oggi ha provato tanto a giocarla, forse è mancato quel pizzico di cattiveria davanti per portare a qualche magari tiro in più e magari anche il gol. Allora, noi molto probabilmente sicuramente perché siamo una squadra molto giovane e quindi inesperta, dobbiamo far tesoro di tutte le cose che proviamo sulla nostra pelle. Domenica ho fatto i complimenti alle ragazze perché non abbiamo mollato fino alla fine, abbiamo portato a casa un signor punto da Venezia. Oggi siamo a mani vuote, meritando la sconfitta, però secondo me abbiamo cercato di provare a giocare a pallone e quindi possiamo solo che migliorare con il lavoro, con la dedizione, con l'atteggiamento. Ho ripreso le ragazze oggi per l'atteggiamento, perché non dobbiamo mai avere un atteggiamento passivo, ma dobbiamo essere sempre propositivi e positivi in campo, cercare sempre di giocare la palla, cercare di arrivare davanti attraverso delle azioni, non per una palla buttata su tanto perché il gioco paga, il lavoro paga sempre, ci vorrà del tempo perché la squadra è giovane, però noi siamo qui apposta per lavorare.